Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qualcuno obiettivamente non ce la racconta giusta. Partiamo dalla notizia e dalla fonte. La fonte è l'OMS, niente poco di meno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nelle vesti del suo direttore generale, il signor Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ricorderemo in tempi di pandemia Covid essere, come dire, particolarmente generoso verso il regime cinese, ma questo è una marcord che non possiamo ignorare. La notizia invece risiede in questo virgolettato del direttore generale dell'OMS. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Qui l'OMS stava commentando l'ondata di caldo oggettivamente anomala diffusa in queste settimane sul vecchio continente. Però scusate, adesso non focalizziamo quello che ha detto. L'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Ma la domanda che sorge neanche spontanea, immediata, automatica è: ma allora perché diavolo ci stiamo infliggendo il Green Deal? Perché diavolo ci stiamo infliggendo l'agenda ultraambientalista, ultragretina? Perché diavolo approviamo leggi al Parlamento europeo scorsa legislatura sull'idea di ripristinare la natura, portare indietro la civiltà umana di secoli? Perché siamo l'unico caso nella storia, siamo come entità e diciamo burocratico-istituzionale europea, che programma scientemente il proprio suicidio economico, che rinuncia all'idea e alla pratica della produzione in nome del dogmatismo per cui non bisogna produrre emissioni per non incentivare il riscaldamento globale, e intanto saltano filiere produttive, intanto colossi come Volkswagen chiudono stabilimenti, annunciano licenziamenti in casa in Germania, quindi anche simbolicamente, no? È un arretramento devastante. Insomma, ci stiamo suicidando economicamente, stiamo sacrificando imprese, aziende, fatturati, posti di lavoro, benessere delle famiglie, dei cittadini europei in nome della lotta al riscaldamento globale, e siamo quelli che si scaldano più velocemente sulla faccia della terra. Ma allora evidentemente non c'è un nesso così deterministico, così decisivo tra produrre, tra i maledetti fossili, tra costruire fabbriche e diciamo la velocità con cui ci si avvia al riscaldamento, no? Se ci riscaldiamo più di Cina e Stati Uniti e produciamo di gran lunga meno emissioni, qualcosa in questo teorema ideologico non funziona, non ha funzionato. Anche qui voglio stare ai dati, no? Perché se no siete in bilico sul negazionismo climatico. Sapete, una delle accuse più infamanti di questi tempi è sicuramente più infamante essere accusati di negazionismo climatico che di negazionismo della Shoah, visto il tasso di antisemitismo diffuso. Ma non voglio divagare. Classifica dei paesi o delle realtà geografiche diciamo più inquinanti, emissioni totali di gas serra. Questo indicatore misura la quantità di anidride carbonica e altri gas clima alteranti prodotti. Classifica in testa di gran lunga la Cina, con 12 miliardi di tonnellate. Seguono ben distanti gli Stati Uniti, 5,80 miliardi di tonnellate. Segue l'India, 3,50 miliardi di tonnellate. Sotto l'India, ampiamente sotto gli Stati Uniti, ultra ampiamente sotto la Cina, c'è l'Unione Europea intesa proprio come la totalità dei 27 Paesi membri, 3,30 miliardi di tonnellate. Ergo, non siamo tra le realtà più inquinanti. Anzi, come continente in realtà dei 27 inquiniamo nettamente meno di Cina, Stati Uniti e India. Quindi non c'era ragione di sacrificare le nostre economie, e però ci riscaldiamo più velocemente. Allora io come dire, lascio perdere, ovviamente qui a Radio Libertà che siamo tutti appunto una banda di reazionari negazionisti, però forse non hanno tutti i torti scienziati, diciamo, come il compianto Antonino Zichicchi, come il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, come Franco Prodi, il Prodi giusto, diciamo, no? Che è un anti-gretino dichiarato,
fatto che ci dicono da anni come non è che non esiste il cambiamento climatico anche nella sua veste del riscaldamento. Quella è un'ovvietà, come dire, innegabile, che connota la storia umana e che sta conoscendo un momento evidente, no, di emersione. Ma quello che si discute è il nesso immediato tra attività umana e riscaldamento globale, la colpevolizzazione dell'uomo e della produzione. Evidentemente, se l'Europa, nonostante si stia suicidando economicamente, si riscalda di più, no, non ce l'hanno raccontata giusta. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto